Buongiorno da Sicilia 24, i nostri titoli di oggi. Corse clandestine, stalle abusive, tracciabilità delle carni, tutta l'illegalità nello sfruttamento degli animali nella relazione della commissione bicamerale ieri a Catania. Trasferiti dal centro per immigrati Alligator Alcatraz, i 2 italiani detenuti in Florida prima del rimpatrio, il siciliano Gaetano Mirabella dovrà comparire davanti a un giudice. Il GIP nega la perizia psichiatrica. Luca Argentino, accusato del femminicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri, uccisa a Messina il 31 marzo. L'imputato andrà a giudizio immediato a settembre. Palermo, seduta del Consiglio Comunale di Palermo sul tema della sicurezza. Il sindaco, attaccato non solo dalle opposizioni, annuncia alcuni provvedimenti ma ribadisce che non c'è un allarme criminalità in città. Quasi pronti i dissalatori di Gela e Porto Empedocle. Ieri l'apertura simbolica del rubinetto da parte del presidente Schifani. Da agosto l'acqua nelle condutture. Serie C di calcio, sfoltire gli organici è l'obiettivo delle siciliane. Il Catania pensa a rinforzare il centrocampo, Vallocchia nel mirino del DS Pastore. Il Palermo centra la terza vittoria in amichevole. Bentrovati. Le corse clandestine, la tracciabilità degli animali e delle loro carni che arrivano sulle nostre tavole, l'illegalità che deriva dallo sfruttamento degli animali al centro della relazione della commissione sulle ecomafie, in visita ieri in prefettura a Catania, il servizio di Emanuela Corsi. È un fenomeno che è quello di stalle abusive, anche sotto sequestro. Bisognerebbe che al posto di queste stalle abusive ci fossero negozi, turismo, visto che siamo in città bellissime. Le corse clandestine di cavalli, gli animali sfruttati per questo, i tanti casi emersi a Catania non solo con le immagini di persone in motorino a protezione dell'illegalità assoluta. Un quadro dipinto in prefettura a Catania per le zoomafie e le corse clandestine di cavalli, analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità. La relazione esposta dalla commissione di inchiesta bicamerale su ecomafie e crimini ambientali e agroalimentari. Per il presidente della commissione Jacopo Morrone appare necessario un tracciamento dei cavalli utilizzati per le corse clandestine e non solo, ma anche dei fondi da stanziare. Noi solleciteremo il MASAF sia per quanto riguarda una sorta di fondo per occuparsi di questi cavalli che vengono sequestrati e strappati alla criminalità organizzata e abbiano un futuro sicuramente più roseo, e dall'altra parte una tracciabilità di questi cavalli per verificare da dove arrivano e qual è il loro futuro. Presenti anche i relatori di maggioranza e minoranza, l'onorevole Eliana Longi di Fratelli d'Italia e la senatrice Vincenza Rando del PD. È stato anche affrontato il tema dell'illegalità diffusa e delle molteplici forme derivanti dallo sfruttamento degli animali non tracciati. Macellazione clandestina quindi significa carni che arrivano sulle tavole, nelle strade, senza sapere la tracciabilità, quindi potrebbero essere dannose anche per la salute umana. Il consolato italiano Miami è riuscito a fare trasferire in un altro centro i 2 connazionali, il siciliano di Fiumefreddo Gaetano Mirabella Costa che vedete e l'italo-argentino Fernando Edoardo Artese, che per alcuni giorni erano stati detenuti ad Alligator Alcatraz. Le famiglie dei 2 italiani, fa sapere la Farnesina, hanno già messo a disposizione il denaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile quando arriverà il via libera delle autorità americane. Mirabella Costa dovrà presentarsi davanti a un giudice che valuterà i reati che gli sono addebitati, tra cui la violenza domestica e la detenzione di droga. Oltre 160 anni di reclusione per 15 imputati con pene comprese tra 9 mesi e 30 anni di reclusione. È la sentenza della 4ª sezione penale del Tribunale di Catania nel processo nato dall'operazione Terra Bruciata dei Carabinieri nel 2022 sulla cosca Sangani, operativa nelle estorsioni e nel traffico di stupefacenti a Randazzo, comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose. Le condanne più pesanti, 30 anni di reclusione ciascuno, sono state comminate a Salvatore Sangani e a suo figlio Francesco, ritenuti ai vertici del gruppo, mentre l'altro figlio del capomafia Michael è stato condannato a 12 anni e 4 mesi. Quello concluso col rito ordinario è la seconda tranche dell'inchiesta che va a sentenza dopo che il 23 marzo il GUP Stefano Montoneri ha condannato una decina di imputati con il rito abbreviato. Negata la perizia psichiatrica per Stefano Argentino, confermato dunque il giudizio immediato per il femminicida di Sara Campanella. Tonino De Mana.
Giudizio immediato per il femminicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni di Miss Mary, uccisa a Messina il 31 marzo scorso da un collega. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 10 settembre. Imputato è il 27enne Stefano Argentino, originario di Noto, che ha confessato il femminicidio. Per il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Pariello, il quadro è completo per contestare l'omicidio con l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. È stata depositata anche la relazione del medico legale sull'autopsia. Sara Campanella fu uccisa sul viale Gazzi, non distante dallo stadio Giovanni Celeste, accoltellato all'uscita dalle lezioni che seguiva al Policlinico Universitario. L'arma non è stata mai ritrovata. Lo studente è fuggito ritornando a Noto, dove era stato poi fermato dai carabinieri. Il GIP ha negato la perizia psichiatrica per l'imputato, che era stata richiesta dal suo legale, l'avvocato Giuseppe Cultrera. Il messaggio e poi la strage, due parole secche, infatti compaiono in un messaggio inviato il 3 febbraio 2024 che viene fuori dalle carte del processo sulla strage di Altavilla Milicia. Dal processo la chat horror tra Sabrina Fina e Massimo Carandente sono nello stesso luogo, nella villetta di Altavilla, eppure comunicano via chat nelle ore che precedono il delirio e il vortice di fanatismo e violenza che ha portato alla morte di Antonella Salamone, i figli Kevin 16 anni ed Emanuel 5 anni, imputati per triplice omicidio e soppressione di cadavere, il capo famiglia Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Adesso andiamo a Palermo, è durata 3 ore la seduta del Consiglio Comunale sul tema della sicurezza, ma il sindaco, attaccato non solo dalle opposizioni, ha annunciato provvedimenti, ribadendo però che non esiste alcun allarme criminalità in città. Sentiamo. A Palermo non c'è un allarme microcriminalità, ma solo una percezione di insicurezza che non può essere ignorata, ma resta tale. Si difende con le stesse parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco Roberto Lagalla, che ha riferito al Consiglio Comunale proprio sul tema del momento, la sicurezza. Sicurezza che non è un tema in capo al sindaco della città, ma che comunque è fondamentale per turismo, commercio, per servizi sociali. Sotto gli attacchi dell'opposizione e di una parte consistente della sua stessa maggioranza, Lagalla ribadisce che i numeri sono testardi e i reati sono in diminuzione. Esiste un allarme sociale e civico che pone un'esigenza di attenzione e di ulteriore rafforzamento dei controlli, ha però ammesso il primo cittadino. Poi ha raccontato di nuove risorse messe a disposizione dal Ministro degli Interni. Adesso sono partiti i controlli nelle borgate, c'è la vigilanza statica interforze alla Vucciria, c'è un servizio di pattuglia dinamica nel centro storico. Aumenterà anche la cosiddetta vigilanza passiva con 400 nuove telecamere entro la fine dell'anno, ma l'unico vero intervento da fare, secondo il primo cittadino, è il contrasto al disagio economico, sociale ed educativo. Le opposizioni lo contestano al termine di 3 ore di una seduta del Consiglio Comunale tesa, ma lui replica serafico: parlo ogni giorno con i palermitani e loro sono coscienti di quel che si è fatto e mi dicono di andare avanti. La prima acqua dissalata è pronta a scorrere nelle reti idriche della Sicilia. Infatti ieri a Porto Empedocle il presidente della regione Schifani ha effettuato un sopralluogo compiendo un gesto simbolico, aprendo un rubinetto. Sarà il primo dissalatore ad entrare in funzione, appunto quello di Porto Empedocle. Giarri Italia. Eccola qua. Bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento da bere. 120 litri al secondo entro i primi di agosto. Un rubinetto simbolico aperto da Renato Schifani, presidente della regione siciliana, per dare il via questa volta per davvero all'arrivo dell'acqua dissalata in rete. Dovrebbe essere proprio Porto Empedocle il primo dei 3 impianti mobili a entrare in funzione. A sorpresa questa mattina Schifani ha visitato il sito accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Verifica dei lavori, test finali completati e primi litri d'acqua pronti per la distribuzione. Sono 3 in tutto i dissalatori mobili finanziati dalla regione siciliana con 100 milioni di euro, oltre a quello dell'Agrigentino altri 2 a Gela e a Trapani. Proprio nello stesso momento a Gela il sottosegretario con delega al CIPES Alessandro Morelli visitava l'impianto gemello. Una grande operazione
fatte in tempi altrettanto brevi, e quindi complimenti a tutti gli operatori che si sono messi in campo e insomma merito anche del governo, che da subito ha finanziato questa importante operazione che darà da bere a milioni di siciliani. Tecnologia avanzata, osmosi inversa, filtri ad alta efficienza. Ogni impianto è in grado di produrre fino a 96 litri di acqua potabile al secondo. Costruiti in soli 120 giorni dall'azienda spagnola Acciona, saranno gestiti da Siciliacque, società del gruppo Italgas. Oltre agli impianti mobili, la Regione ha finanziato anche il potenziamento del dissalatore fisso di Porto Empedocle, un'azione che punta a garantire maggiore sicurezza idrica in un momento in cui l'emergenza siccità ha colpito duramente l'isola. Non è sicuramente la soluzione definitiva, ma un primo passo importante. L'obiettivo è chiaro: evitare che l'emergenza acqua torni a mettere in ginocchio i siciliani. Il presidente della regione Schifani ha nominato i 2 nuovi subcommissari per l'attuazione del piano di manutenzione dell'autostrada A19 Palermo-Catania. Si tratta di Nicola Montesano e dell'ingegnere Duilio Alongi. Ho chiesto, dice il presidente della regione, di accelerare sulle chiusure di nuovi cantieri e che le limitazioni alla circolazione seguano criteri razionali, dando priorità alla riduzione degli impatti sulla circolazione. La Guardia di Finanza di Ragusa, coadiuvata dall'Ispettorato della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari di Vittoria, hanno eseguito un controllo in un centro di stoccaggio di latte alimentare nel Ragusano, rilevando l'introduzione negli anni 2024 e 2025 di circa 3 milioni di litri di latte pastorizzato di provenienza maltese. Così sono state indotte in errore le aziende casearie acquirenti che, nella convinzione di utilizzare latte siciliano, hanno invece impiegato materia prima estera per la produzione di formaggi poi etichettati come italiani e in alcuni casi come siciliani. I responsabili sono stati denunciati per falsità materiale e per frode in commercio. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con le critiche nei confronti della bozza della rete ospedaliera in Sicilia. Tra poco. E siamo tornati in studio, coro di proteste contro la nuova rete ospedaliera. Dopo il confronto in Commissione Sanità all'ARS c'è stato l'ennesimo parere negativo e piovono così le richieste di ritirare questa bozza. Manlio Viola. Ritirate quella bozza di revisione della rete ospedaliera in Sicilia. È un coro quasi unanime quello che arriva da tutte le parti politiche, dai sindaci, dalla maggioranza, dall'opposizione, dalla Commissione Salute. La bozza di revisione dei posti letto sembra l'ennesimo pomo della discordia. La Commissione Sanità dell'ARS ha detto di no, anche se il parere non è vincolante. In teoria la Regione può andare avanti, ma deve fare i conti sulla contrarietà praticamente di tutti. Ma cosa cambierebbe per i cittadini siciliani? In totale 367 posti letto in meno rispetto al periodo prima del Covid, questo perché la popolazione residente in Sicilia è diminuita. Ma con l'occasione il nuovo piano cambia la distribuzione ed è su questo che scoppiano le polemiche. Nel catanese la disfida è tutta su Paternò, che fa la parte del leone e guadagna nel complesso 41 posti letto, ma a discapito di Bronte, Caltagirone, Giarre e Militello Val di Catania. In particolare Bronte perderebbe 30 letti, Caltagirone 12, Militello 14. L'altro scontro è nel sud-est, in provincia di Ragusa, 50 posti letto in più a Vittoria, 36 in meno invece a Scicli, e c'è l'ipotesi di un potenziamento all'ospedale di Modica. A Siracusa nel complesso 12 posti letto in meno, si tratta di un taglio di 16 fra Avola e Lentini, solo parzialmente compensati dai 4 in più assegnati all'ASP di Siracusa, ma tutto il sistema è incentrato intorno al nuovo ospedale di Siracusa, che ancora però non esiste. Nel trapanese scontro fra Trapani, che perde posti letto, Marsala e Mazzara che se li contendono, protesta a Castelvetrano, mentre a Pantelleria scompare del tutto il reparto di ostetricia sull'isola. Un elenco che può continuare all'infinito, provincia per provincia e città per città. Solo Palermo guadagna posti letto quasi ovunque. Andiamo a Catania. A distanza di 20 giorni dall'incendio di via Maraffina resta in bella mostra una montagna di rifiuti. Tonino De Mana è andato e ha sentito per noi i residenti. Prima l'incendio, domato poi un altro incendio ed infine cumuli di detriti tirati fuori dall'immobile e lasciati nel bel mezzo di via Marraffino a San Berillo, nel centro storico di Catania. Catastri inerti rimossi con un mezzo speciale proveniente da Palermo e lasciati in bella mostra dal 4 luglio scorso, giorno in cui le fiamme hanno avvolto questo fatiscente palazzo. Ed è qui che la burocrazia ci mette lo zampino con un rimpallo di competenze che paralizza ogni cosa.
Ci sono edifici abbandonati, proprietari che non si vedono e quindi è difficile capire come agire. Sicuramente se questa situazione fosse successa in Corsa Italia in Viale 20 Settembre sono più che certa che non sarebbero stati 20 giorni ma al massimo 20 ore per riuscire a risolvere la situazione. Qui a volte si pensa che non ci abita nessuno, non c'è nessuno e quindi possono permettersi di fare quello che vogliono. Oltretutto col senso anche di frustrazione per cui chiamando agli uffici, segnalando, non si ha nessuna risposta. Mentre si lavora alla riqualificazione del quartiere non si capisce chi debba rimuovere la montagna di rifiuti. Da 20 giorni che noi segnaliamo a comune, diciamo a tutti gli uffici, le uniche risposte le abbiamo avute dalla GEMA che ci ha detto che essendo inerti non è di competenza della GEMA risolvere questo problema e nessun altro a varie PEC e segnalazioni che abbiamo fatto ci ha dato risposta. Ma i solleciti al momento restano lettera morta. Adesso un'altra pausa e poi il calcio. E siamo al calcio, terza amichevole per il Palermo. Durante la preparazione estiva la squadra di Inzaghi ha vinto 4-0 contro la Nuova Sondrio che milita in Serie D. Allo stadio Bruno di Châtillon, campo in cui i rosanero lavorano durante il ritiro in Valle d'Aosta. La formazione rosanero ha vinto in scioltezza, chiudendo i conti già nel primo tempo, grazie alle reti di Pierozzi al terzo, di Brunori al 34esimo e di Ceccaroni al 43esimo. Nella ripresa al 33esimo è andato a segno anche il giovane Corona per il definitivo 4-0. E adesso il calciomercato delle siciliane di Serie C. Sentiamo Francesco Triolo. Primo punto, sfoltire la rosa sembra il motivo dominante di questo periodo per tutte le squadre siciliane. L'ultima operazione in uscita del Catania è il prestito al Budone in Serie D del 18enne portiere Domiziano Tirelli lo scorso anno al Siena. Ma sono troppi giocatori fuori dal progetto tecnico ancora sotto contratto e per i quali si sta cercando la risoluzione o la cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta per il quale si sta discutendo col Crotone, e Teio, destinato al Sud America dopo aver risolto il contratto, e degli attaccanti Marsura e Montalto, tutti profili forti di ingaggi di rilievo e quindi non semplici da congedare. Ci sono poi Chiarelle e Bocic al momento a Norcia, ma nella lista dei possibili partenti Bocic potrebbe andare al Siracusa. Il Catania però ha anche una priorità in entrata, quella di rafforzare il centrocampo. Il primo nome della lista resta Andrea Vallocchia della Ternana. Nelle ultime ore il DS Pastore è tornato a farsi avanti nel tentativo di chiudere la trattativa. La prima alternativa è un altro centrocampista della Ternana, il 26enne Salvatore Aloi. Per la difesa è stato fatto un sondaggio per Daniele Celiento del Trapani, in avanti piace Marco Tumminello del Crotone che però lo lascerebbe partire solo di fronte ad un'offerta importante. Fase di sfoltimento anche a Siracusa, come testimoniano le risoluzioni di Sarao e di Grazia che ha già firmato con la Regina. Arriva il difensore Catena, ufficializzato ieri il prestito dal Cagliari per affiancare Farroni in porta, e in fase di valutazione da parte dello staff tecnico il portiere Brian Bonucci che si sta allenando con la squadra. E con questo servizio è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Orazio Longo e vi aspetto alle 14 per l'ennesimo appuntamento con l'informazione su Telecolor. A tutti una buona giornata.